voi cosa pensate della moneta unica? Ma noi pensiamo che non si possa uscire dall'Europa, non si possa eliminare la moneta unica, tornare alla lira, per tutte le motivazioni che hanno già esplicitato i colleghi. È un dato di fatto che non possiamo neanche pensare di uscire dall'Europa, perché uscire dalla moneta vuol dire anche uscire dall'Europa. E non sta né in cielo né in terra, perché la libera circolazione delle cose, delle persone e quant'altro in Europa è un dato di fatto. Questo vorrebbe dire tornare al Medioevo, cioè non credo che sia attuabile un'idea del genere. L'euroscetticismo nasce anche, purtroppo, e ce lo diciamo chiaramente, nasce da un contrasto forte tra i paesi più ricchi che dettano le regole ai paesi più poveri, e guarda caso i paesi più ricchi riescono a dettare regole forti nei confronti dei più poveri o comunque di quelli più deboli, economicamente più deboli, in tema specifico di austerità. Sangue, sudore e lacrime. Però, insomma, gli economisti, non lo diciamo noi di Italia dei Valori, ma lo dicono gli economisti, quando si fanno delle manovre o comunque si chiedono tagli alla spesa pubblica e quant'altro, è logico che si riduce anche il potere del consumo e del consumatore e la possibilità di crescita. Marotta, ma un fenomeno di queste proporzioni si può risolvere solo con le motovedette? Ma io non credo, noi non crediamo. Noi crediamo intanto che il governo e in particolare il ministro Alfano dovrebbe dimettersi, perché comunque sia il problema non è nato adesso, ma da ottobre a marzo il governo, in particolare il ministro degli interni, non ha fatto granché. Adesso grida, adesso urla, permettete, adesso urla, sbraita, anche, era già ministro, però. Anche mi scusi, anche poi l'azione dimostrativa che si vuole portare a termine o si vorrebbe portare a termine, quella di portare gli immigrati tutti a Bolzano per fargli passare la frontiera, mi sembra più una burla che una cosa fattibile. Noi diciamo che purtroppo l'Italia avrebbe dovuto fare qualcos'altro nei confronti dell'Europa, avrebbe dovuto forse fare una cessione di sovranità per quanto riguarda i confini, quei confini a mare, e forse la cosa sarebbe andata in maniera diversa, anche perché avremmo messo l'Europa di fronte alle proprie responsabilità. In questa maniera noi vogliamo gestire come Italia perché è il nostro territorio, però dopo i problemi l'Europa, siccome sono anche loro bei furbi, ci dicono: siete Italia, vi arrangiate, questo non va bene, dobbiamo trovare una formula per incastrare gli altri paesi europei a fare il loro dovere, per fare l'Europa che faccia il proprio dovere.